parlare di teatro come se fosse una cosa astratta. Il teatro è la vera magia possibile, è la scatola da felicità, è fare trasere il pubblico in una storia recitata sopra un palcoscenico. Signor Ursino, parliamo con lei del suo teatro dialettale. Come ha iniziato a fare teatro? Io, ad esempio, nel 1972 ho iniziato a fare teatro nella parrocchia di San Francesco di Paola, proprio così, in un teatrino di chiesa. Poi, nel 1996, formai la mia compagnia, Associazione Culturale Gli Etnei. Però frequentai poco le scene per dedicarmi all'incisione musicale con la casa discografica catanese Aquila Record, che sin dall'inizio ho avuto modo di dare luce ai nostri vecchi costumi e modi di fare, ma soprattutto di rispolverare il dialetto siciliano. A stimolarmi fu la consapevolezza della perdita della nostra cultura dialettale. Consapevolezza che per me, che sto a diretto contatto a scuola con le nuove generazioni, credetemi, ancora più concreta e quotidiana. La scuola, che funzione può avere essa nella preservazione del dialetto e come può far nascere l'amore per il teatro? La scuola ha grosse responsabilità per aver causato negli anni l'abbandono del dialetto. Del resto, c'è sempre stato un fraintendimento per cui il dialetto è stato ritenuto un linguaggio poco colto. Poco colto è, secondo me, non aver capito la forza espressiva e l'efficacia linguistica del siciliano, non riscontrabili nell'italiano. E quindi un errore imperdonabile non aver considerato il siciliano una seconda lingua e come tale averla preservata nel tempo. Quindi è d'accordo ad inserire come studio nelle scuole la lingua siciliana? Sì, per me introdurre il dialetto come lingua da studiare sarebbe un primo passo in questa direzione. Questo insieme allo studio della letteratura siciliana e poi del teatro. Come seleziona la gente per la sua compagnia? Nudo nasce insegnato. Questo è il mio pensiero ed è per questo che chi entra fa parte della mia compagnia e non ha mai avuto a che fare con il teatro ha la possibilità di imparare a poco i segreti di questo mestiere. Le uniche connotazioni da noi richieste sono innanzitutto la disponibilità temporale, ma soprattutto l'umiltà, la voglia di imparare, di mettersi in gioco, principalmente l'impegno. L'unico mio rammarico è che spesso, dopo aver appena appreso le nozioni basilari della recitazione, i nuovi arrivati, presumendo di aver raggiunto l'apice della preparazione artistica, si allontanano dalla compagnia in cerca di nuove esperienze con altri registi. Ma nei casi più del paradossale, c'è chi addirittura si improvvisa regista, formandosi una propria compagnia. Da un lato dà grandi soddisfazioni vedere gente uscita dalla sua scuola muovere i primi passi autonomamente nel mondo del teatro. Dall'altro, credetemi, è davvero frustrante dover combattere la costante carenza di attori da inserire nell'organico. Senza pensare poi che la presenza di gente poco esperta, che ancora cioè necessita di insegnamenti, boicotta un po' il lavoro della compagnia. Negli ultimi anni, nel teatro amatoriale catanese, qualcosa è cambiato? Certo, dei cambiamenti se ne percepiscono. Quello che io avverto come il più fastidioso è dovuto a un'inconsueta trascuratezza con cui certi miei colleghi affrontano la ricostruzione storica del teatro siciliano. Trascuratezza che in certi casi sono gli onerosi costi che richiede il lavoro di restauro. In altri dipende dalla superficialità con cui si studia un mondo fatto di riti e personaggi che al nostro tempo poco appartengono. E per questo esigerebbe più oculatezza. Anche il pubblico è sempre più esigente. C'è da dire però che per il teatro amatoriale, che è il mio teatro, il pubblico è sempre ben disposto a mandare giù eventuali piccole carenze, siano tecniche che recitative. Ma attenzione, è un discorso non ripetibile per il teatro professionistico. Che differenza intercorre fra teatro amatoriale e quello professionistico? La differenza è semplice.
ed è legata al tempo e soprattutto al budget economico di cui si dispone. Chi fa il teatro per professione non deve dividersi tra questo lavoro e un altro, e per ovvie ragioni dispone di più soldi. Attenzione, la mancanza di queste condizioni non intacca però la qualità del teatro amatoriale, di chi cioè il teatro lo fa per pura passione e divertimento. Credo, e anzi ne sono convinto, che il livello qualitativo è vicino a quello professionistico. Ogni anno si prepara il nuovo cartellone. Quale opera si deve scegliere? Qual è l'autore che gli piace più interpretare? Senza dubbio Nino Martoglio, perché i suoi personaggi e le sue storie sono presi dalla realtà e portati sullo scritto, senza alcuna mediazione. Per esempio, il settimanale di Martoglio, D'Artagnan, dove venivano pubblicate storie di tutti i giorni della gente della Civita. Ecco, Martoglio con estrema veridicità è riuscito a fotografare un quartiere con grosse contraddizioni sociali. Sì, visto che accanto a gente di piccola estrazione vivevano i nobili, i ricchi della città, e questi ultimi poi principali destinatari degli scritti di Martoglio, che leggevano divertiti dal modo caricaturale con cui Martoglio ritraeva difetti e pregi di quel piccolo universo che era la Civita, di cui pure loro facevano parte. La ringrazio per le sue risposte e auguriamo una lunga vita al teatro dialettale.